1130. Mentre l'Europa è nelle tenebre feudali, a Palermo accade l'impossibile. Ruggero II convoca il primo Parlamento della storia. 72 anni prima della Magna Carta inglese, 172 anni prima degli Stati Generali francesi. La Sicilia inventa la democrazia parlamentare. Federico II lo apre alla borghesia nel 1231. Nel 1282, dopo il Vespero siciliano, diventa simbolo di libertà. L'epoca aragonese lo trasforma nel vero centro del potere. 1812 viene promulgata una Costituzione rivoluzionaria. Libertà, bicameralismo, abolizione della feudalità. Un modello per tutta l'Europa liberale. Ma nel 1849, dopo 719 anni, il Parlamento si scioglie per l'ultima volta sotto i cannoni borbonici. 719 anni di democrazia. Una storia che il mondo ha dimenticato, ma che la Sicilia custodisce ancora oggi nel Palazzo Reale di Palermo.